Buongiorno, i titoli. Un'altra notte di fuoco a Catania, presa di mira altre due attività commerciali, un'incredibile escalation di violenza che fa crescere la tensione in città. Il centro storico di Palermo ormai fuori controllo e perfino i turisti cominciano a scappare. Si mobilitano le associazioni, le circoscrizioni che chiedono interventi urgenti. Chiude il sito sessista dopo segnalazioni e denunce da tutta Italia. Mi sono sentita violentata, ha raccontato ai nostri microfoni Giulia Vitaliti, influencer catanese. Palermo ricorda Libero Grassi, l'imprenditore che disse no al pizzo e per questo 34 anni fa venne ucciso dalla mafia. Il figlio, la città sta facendo passi indietro. L'Etna resta in preallarme, la protezione civile regionale assicura l'attività resta contenuta e il sistema di monitoraggio Etnas funziona. A Trapani, nel chiostro San Domenico, un concerto per ricordare Eric Satie, in scena un duo composto da pianoforte e sassofono. Calcio, vigilia di campionato per il Palermo che domani al Barbera affronterà il Frosinone. Sul mercato si avvicina all'esterno sinistro Samuel Giovane. L'attaccante Salvatore Caturano si lega al Catania per i prossimi 3 anni. Il bomber atteso in ritiro dai nuovi compagni di squadra e dall'allenatore Mimmo Toscano, che riflette su un suo possibile impiego domani contro la Cavese. Buongiorno, e dunque un'altra notte di fuoco a Catania, prese di mira altre due attività commerciali, un'incredibile escalation di violenza che fa crescere anche la tensione in città. Sentiamo Lorena Dolci. Mi hanno svegliato stanotte, sì. Sentite i colpi? Una decina di colpi, sì. Cosa avete pensato? All'inizio pensavo fossero fuochi d'artificio, ma poi ho visto l'ora ho immaginato altro. Non erano fuochi d'artificio, ma l'ennesima intimidazione. Eccoli i colpi sparati pochi minuti dopo la chiusura, intorno alle 2, contro l'ingresso del bar Lombardo in via Agricoltore, al quartiere San Giorgio. A terra restano 26 bossoli. Il raid sveglia di soprassalto i residenti, ma anche i titolari di questa panineria-gelateria che dopo una notte insonne hanno incartato le vetrate e ripreso l'attività. È la quarta notte di fuoco a Catania, ieri addirittura 2 sparatorie. Alla stessa ora infatti alcuni colpi sono stati esplosi contro il bar 31 Maggio, come il nome della traversa di via Mario Rapisardi. Il proprietario se ne è accorto all'apertura mattutina. Una scia di piombo che non concede tregua e innalza la tensione in città. La paura c'è sempre, però speriamo che risolvano presto. Noi che siamo preoccupati pensa che noi ci possiamo fare qualcosa, se non ci pensa praticamente per dire la legge abbiamo voglia. Le sparatorie della notte scorsa sono l'ultimo anello di una catena iniziata la notte del 31 luglio. Nel mirino sempre attività commerciali, da ultimo un centro estetico, un autonoleggio, un'altra panineria. Carabinieri e polizia indagano e al momento non si esclude nessuna pista, dalla faida al regolamento di conti tra gruppi contrapposti. L'escalation è stata anche al centro del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza alla Prefettura di Catania, che ha adottato dei controlli interforze del programma Alto Impatto. Di certo c'è che circolano sempre più armi e, come dicono i romanzieri, quando appare una pistola finisce per sparare. E alla luce di questi episodi la UIL Polizia lancia l'allarme. Sentiamo il segretario nazionale Giovanni Assenzio. Oggi Catania, dove praticamente negli ultimi 4 giorni sono state registrati degli episodi di criminalità dove hanno visto addirittura raid con colpi d'arma da fuoco sugli esercizi commerciali. Tutto questo sta fortemente facendo preoccupare i cittadini, la popolazione che chiaramente si sente insicura nelle proprie città. Abbiamo necessità ovviamente di implementare gli organici e questo è il grido di allarme che lanciamo. Non è ammissibile che realtà come Catania, Palermo, Torino, Milano, le principali città d'Italia, giornalmente facciano registrare episodi di criminalità che diventano difficili da gestire quando ovviamente la forza organica non consente un capillare controllo del territorio. Necessita intanto su Catania un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica dove sia presente anche il Ministro dell'Interno e che vengano mandati il prima possibile personale per rimpinguare gli organici e quindi dare quel senso di sicurezza che la popolazione si aspetta.
Lo sentivate, non va meglio a Palermo, dove il centro storico è ormai fuori controllo. Per questo si mobilitano le associazioni e le circoscrizioni che chiedono interventi urgenti. Sentiamo Maglio Viola. Cresce l'allarme sicurezza a Palermo, dove non passa sera senza un episodio violento più o meno grave. Il fulcro delle preoccupazioni è in pieno centro storico. La centralissima via Macheda di fatto è ormai spaccata in due, dal Teatro Massimo fino ai Quattro Canti, un luogo per passeggiare pieno di locali, forse anche troppi, e di turisti e palermitani. Dopo i Quattro Canti e fino alla stazione ferroviaria centrale, invece, la stessa strada diventa terra di nessuno, in preda a conflitti fra bande di giovani siciliani ed extracomunitari, e la situazione esplode letteralmente intorno a Ballarò, divenuta area di spaccio. A confermare la situazione difficile sono anche i religiosi che lavorano nel quartiere. Ballarò è un quartiere vivace ma in agonia. Lo spaccio, la malavita, l'insicurezza, l'illegalità diffondono tra la gente quella condizione di chi dice non c'è nulla da fare. Siamo veramente esasperati, ma tutta l'asse tra via Torino e via Divisi è incontrollabile. Se l'allarme sicurezza fino a qualche tempo fa era percepito solo dai palermitani, adesso i gestori dei B&B locali avvertono che anche i turisti non si sentono più sicuri. In alcuni casi c'è chi ha rinunciato alle vacanze ed è tornato a casa. Le persone amano passeggiare tra i monumenti, però dopo un certo orario questa parte, soprattutto della via Macheda che va dalla stazione ai Quattro Canti, diventa terra di nessuno. Tutti chiedono maggiore presenza delle forze dell'ordine, maggiori pattuglie, ma l'area da controllare è vasta, il personale poco e la situazione è complessa. Auspichiamo che già dalla prossima settimana in qualche modo si riesca a fare questo tavolo di attenzione nei confronti di questo territorio. A Catania è identificata la donna trovata morta ieri nelle acque di Fonnachello. Era una turista serba di 80 anni in gita organizzata. La svolta nelle indagini dopo la denuncia di scomparsa presentata dal responsabile della comitiva. E parliamo ora della chiusura del sito sessista dopo le segnalazioni e le denunce da tutta Italia. Mi sono sentita violentata, ha raccontato ai nostri microfoni Giulia Vitaliti, influencer catanese. L'ha sentita per noi Eva Spampinato. Violata, è stata una molestia vera e propria. Ecco come si è sentita Giulia dopo aver scoperto che le foto e i video del suo profilo social, modificate e sessualizzate, erano state sottratte illecitamente e pubblicate sul forum sessista fica.net, che dopo la bufera politica e mediatica ha chiuso. Ogni foto che pubblico, ogni storia che metto, screenata e messa su quel profilo, commentata, insulti a sfondo sessuale, trasformate in altro che io non ho visto. Come Giulia Vitaliti, influencer catanese da oltre 1,5 milioni di follower su TikTok, altre centinaia di migliaia di donne hanno subito la stessa violenza sessuale digitale. Influencer, personaggi pubblici, giornaliste, ma anche donne comuni. Ma come ti sei accorta di essere finita su questo sito? Una ragazza che mi segue mi ha cercata sul sito e mi ha trovata. 25 pagine di mie foto dal 2021 fino ad oggi. Il caso però è scoppiato e il sito ha deciso di chiudere solo dopo che ad essere esposte alla gogna social dal carattere misogino, osceno, violento e volgare sono state anche le donne della politica del nostro paese. Sarà anche il brutto del mestiere, ma non significa che io per il mio mestiere devo accettare il fatto che vengano violati i miei diritti. E scoprire che anche una foto in cui sono dalla testa ai piedi vestita con la tuta viene sessualizzata è una roba, non mi sono più sentita libera i giorni successivi a pubblicare neanche una foto in cui si vedesse la mia faccia. Io ormai esco di casa non avendo idea di chi mi sta guardando, se magari è uno di loro oppure no. Il portale era attivo da oltre 20 anni. Vuol dire che io devo mostrare ancora meno. Ho sbagliato a credere che le persone avessero del pudore, io ho sbagliato a vedere il meglio nell'umanità. C'è gente che dovrebbe stare rinchiusa. Importa solo che sei una donna, che respiri e che hai gli attributi della donna. Esattamente. E tu hai denunciato? Sì, io ho querelato. Ho fatto querela, polizia postale, e ho richiesto la pena per i reati. Un uomo di origine cinese è stato arrestato per violenza sessuale nei confronti di una ragazza minorenne di 11 anni. L'uomo, dipendente di un emporio cinese a Sant'Agata di Militello, in provincia di Messina, l'avrebbe seguita in una zona appartata del negozio e poi palpeggiata ripetutamente. La ragazza ha raccontato tutto ai genitori, che hanno presentato denuncia.
E oggi a Palermo si ricorda Libero Grassi, l'imprenditore che disse no al pizzo, il figlio oggi ucciso dalla mafia, dice la città sta facendo passi indietro. Marco Gullà. È stato il primo a ribellarsi al racket di Cosa Nostra, al pagamento del pizzo. Ucciso 34 anni fa dalla mafia, Libero Grassi è diventato un'icona della lotta a Cosa Nostra. Come ogni anno, nel giorno della commemorazione, i figli Davide e Alice Grassi, insieme al nipote Alfredo, in via Alfieri, luogo del delitto, hanno incollato alla parete un manifesto e verniciato di rosso il luogo dove è stato trovato l'imprenditore assassinato. L'imprenditore venne ucciso alle 7:30, mentre come tutte le mattine si recava al lavoro nella propria azienda tessile, la Sigma. A distanza di tanti anni, però, il figlio di Libero Grassi non vede miglioramenti netti da parte della città. Spesso questa città tende a tornare indietro, diciamo anche nei momenti buoni, quando si fanno 2 passi avanti, poi se ne fa un indietro. Per ora la città è diventata violenta. Mafiosa poco o molto lo è sempre stata, ma a me mi terrorizza anche questa violenza di strada perché è una perdita di valori. Nel manifesto affisso ogni anno dai figli si legge il 29 agosto 1991, cui è stato assassinato Libero Grassi, imprenditore, uomo coraggioso, ucciso dalla mafia, dall'omertà dell'associazione degli industriali, dall'indifferenza dei partiti, dall'assenza dello Stato. A Catania false multe recapitate agli automobilisti. I truffatori utilizzano il logo e la grafica di Pacopà per inviare falsi avvisi di pagamento di presunte violazioni del codice della strada tramite un'email o un SMS. Nel messaggio viene indicato un importo per un presunto eccesso di velocità accompagnato da un codice con l'avvertenza che la sanzione potrebbe raddoppiare entro 72 ore. Il link contenuto nel testo rimanda a un sito clonato che riproduce l'interfaccia di Pacopà, ma poi si possessa di informazioni sensibili. I vigili urbani di Catania invitano a non cliccare su collegamenti sospetti e a utilizzare esclusivamente i canali istituzionali per eventuali pagamenti. L'Etna resta in preallarme, la Protezione Civile regionale assicura però l'attività è contenuta e il sistema di monitoraggio Etnas funziona. Orazio Longo. L'Etna rimane in fase di preallarme con l'interdizione delle zone definite a pericolosità permanente, leggasi le aree sommitali. A confermarlo è la Protezione Civile regionale, uno spettacolo con 3 bocche eruttive, gli eventi effusivi dal cratere di sud-est, da guardare però dalla giusta distanza, spiega il direttore Cocina. L'attività è contenuta, quindi non ci sono particolari rischi. Certo, ci spaventiamo sempre di episodi come quello avvenuto il 2 giugno, la colata piroclastica che ha raggiunto l'estensione di 1 chilometro e che sicuramente avrebbe potuto mettere a repentaglio la vita umana. Uniforme lo standard delle ordinanze comunali che regolamentano l'accesso alle zone sommitali. Io ho fatto una direttiva in questi giorni di cui sono subito adeguati e così pure gli operatori economici, le guide e quelli che dovevano appunto rispettare il divieto di avvicinamento alla colata lavica che è stato messo 50 metri. Soddisfatto Cocina del sistema Etnas. Ecco, Etnas è un sistema maturo con cui noi riusciamo a dare l'allerta precoce per tutti questi eventi con qualche ora di anticipo. A Catania la polizia ha sanzionato 2 trattorie in via Plebiscito, una in via Lago di Nicito e un panificio nel quartiere Borgo per 16.000 euro complessivi. Nel panificio sono state accertate pessime condizioni igieniche con presenza di scarafaggi, violazioni della normativa sulla sicurezza, medicinali scaduti nella cassetta di pronto soccorso e fili elettrici scoperti. Negli altri esercizi commerciali rilevate irregolarità legate all'occupazione del suolo pubblico e alla mancata tracciabilità degli alimenti. Adesso a Trapani nasce una commissione d'indagine sulla crisi idrica chiesta dal Consiglio Comunale. Laura Spanò. A Trapani l'acqua diventa terreno di scontro non solo politico ma anche giudiziario. Il Consiglio Comunale ha approvato la nascita di una commissione di indagine sull'approvvigionamento idrico nel capoluogo. La proposta dei consiglieri di Fratelli d'Italia era sostenuta dal Comitato L'acqua è un diritto di tutti, che da mesi denuncia rubinetti a secco e turnazioni infinite e che ha già presentato un esposto in procura contro ignoti. Ma anche i comuni di Trapani e Misili Scemi si sono denunciati a vicenda per interruzione di pubblico servizio
servizio sulla gestione della pompa di sollevamento di Marracco. La Commissione dovrà verificare le inefficienze nella gestione del servizio idrico degli ultimi 7 anni, dovrà accertare le cause delle interruzioni nell'erogazione e formulare proposte operative per migliorare la rete idrica. Il sindaco Giacomo Tranchida si è detto favorevole alla nascita della Commissione, che si indaghi pure, io non ho paura della verità, ricordando anche i furti di rame, i blackout elettrici e i sabotaggi denunciati nel 2023 agli impianti di Bresciana e ribadendo che non è solo un problema di Trapani, chiamando in causa anche la Regione, ma di un sistema che da decenni trascura le infrastrutture idriche. Oggi sono attivi 17 pozzi su 18. Nel centro storico ci sono oltre 1000 strutture ricettive che provocano un assorbimento rilevante. In questa zona, dove spesso le tubazioni risultano piccole, schiacciate o con perdite nascoste, l'acqua non riesce ad arrivare in alcune abitazioni a causa della bassa pressione. Una breve pausa, poi a Siracusa, nel santuario dedicato alla Madonna delle Lacrime. «72 anni dopo è ancora vivo il ricordo della lacrimazione di Maria a Siracusa. Da oggi al via 4 giorni di anniversario nel santuario dedicato alla Madonna delle Lacrime». Francesco Aloi. Sembra ieri, eppure da quei giorni sono passati 72 anni. Era il 1953, quando dal 29 agosto al 1 settembre da questo quadretto in gesso fuoriuscirono lacrime umane. Un evento che nemmeno la scienza è riuscita a spiegare, un miracolo che nessuno ha mai dimenticato. Questa immagine dà tanta consolazione, questo cuore immacolato di Maria che accoglie i figli e dà tanta speranza. Noi qui in santuario vediamo tanti miracoli di consolazione. Decine di migliaia i fedeli attesi in questi giorni, qui nel santuario della Madonna delle Lacrime. Ogni sera alle 19 la celebrazione è presieduta da un vescovo e lunedì arriva il cardinale Rolandas Makrickas, arciprete della Basilica di Santa Maria Maggiore di Roma. Per noi è una presenza importante perché Papa Francesco ha voluto essere seppellito proprio nella chiesa dove lui presiede la comunione con la Chiesa. Intanto è ancora fresco il ricordo dello scorso anno, quando a celebrare fu l'allora cardinale Prevost, oggi Papa Leone XIV. Lo è particolarmente legato alla Madonna delle Lacrime, ma alla Madonna che si è manifestata nelle varie situazioni. E nell'anno del Giubileo della Speranza, segno di speranza sono le lacrime di Maria, come ha ricordato il Santo Padre. Trapani ricorda Eric Satie con un concerto al chiostro di San Domenico, in scena un duo composto da pianoforte e sassofono. Orazio Longo. 100 anni fa moriva Eric Satie, il compositore e pianista francese vissuto a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento. La sua musica continua ad affascinare e in un certo senso a sorprendere, come è successo a Trapani con il concerto Eccentric Satie, il coraggio di precorrere il nuovo al chiostro San Domenico per l'ente Luglio musicale. Jacopo Taddei al sassofono e Luca Ciammarughi al pianoforte hanno portato sul palco un repertorio variegato, partendo dalle atmosfere rarefatte delle famose Giminopédie. Satie fu veramente un innovatore incredibile, è il padre praticamente dell'ambient music, lui la chiamava musique d'ameublement, musica di arredamento, cioè una musica che crea un paesaggio sonoro, che arreda un ambiente come questo chiostro in cui ci troviamo. Passando per Brian Eno, Bizet, Cage, Glass e Leonard Bernstein, in un uso singolare del sax, anche in brani scritti originariamente solo per pianoforte. Il sassofono è uno strumento camaleontico, si trova secondo me a suo agio sia nel repertorio, diciamo così, scritto originale, quello della seconda metà dell'Ottocento e primi del Novecento, e poi è considerato anche, diciamo così, re del jazz, quindi ha una doppia identità, ha più facce.
Una breve pausa e poi il calcio con Palermo e Catania in cerca di conferme. Vigilia di match per il Palermo che domani in Barbera, da quasi tutto esaurito, affronterà il Frosinone. Sul mercato si avvicina all'esterno sinistro Samuel Giovane. Marco Gullà. Lavoro, sacrificio, risultati. Il Palermo di Pippo Inzaghi fino adesso nel suo bagaglio ha sempre portato queste qualità. La strada appare tracciata, ma ovviamente i siciliani dovranno percorrerla fino in fondo. La prossima fermata è quella di domani al Barbera contro il Frosinone, oltre 30.000 spettatori. Probabile che si superi anche il dato del match contro la Reggiana, ovvero 31.000 circa. Pippo Inzaghi, nonostante gli ultimi arrivi di Joronen e Veroli, non cambierà formazione rispetto a quella scesa in campo sabato scorso. L'unica novità in difesa con il ritorno di Peda tra i titolari al posto di Diakité. Anche Bardi sarà confermato tra i pali. Joronen infatti è arrivato da poco e Inzaghi approfitterà della sosta di campionato per ristabilire le gerarchie. In attacco il tecnico rosanero dovrebbe confermare Brunori sul centro-destra e Giassi sul centro-sinistra nel ruolo di trequartisti. Palumbo sta crescendo di condizione ma non è ancora pronto per partire dall'inizio. Poi Ampalo, ovviamente riferimento centrale. Mercato si avvicina il giovane esterno sinistro dell'Atalanta Samuel Giovane, classe 2003, stava per iniziare la stagione con l'Atalanta Under 23. In carriera ha giocato per Ascoli e Carrarese, dove ha collezionato 86 presenze in Serie B. Di Francesco e Magnani non saranno convocati per il match di domani, sono già in partenza per Catanzaro e Reggio Emilia. Verre fuori rosa, al momento gli è stato vietato anche di allenarsi al centro sportivo di Torretta. L'attaccante Salvatore Caturano si lega al Catania per i prossimi 3 anni, oggi atteso in ritiro dai nuovi compagni di squadra e dall'allenatore Mimmo Toscano che potrebbe mandarlo in campo domani a Cava dei Tirreni. Sergio Colosi. Oggi è il giorno di Salvatore Caturano al Catania. La punta napoletana, dopo aver raggiunto il ritiro i nuovi compagni, firmerà un contratto triennale. Sarà il tecnico toscano a decidere se convocarlo per la gara di Cava facendolo partire dalla panchina oppure se destinarlo alla tribuna. Il Potenza ha cercato in tutti i modi di trattenerlo, ma Caturano ha scelto Catania e il Catania per motivi professionali e personali. È un grande colpo nel mercato rossazzurro, oltre 400 presenze in C e 141 gol realizzati, l'ultimo decisivo domenica scorsa in Giuliano Potenza. Domani si torna in campo, Catania impegnato a Cava dei Tirreni. È sempre stato un campo difficile, una squadra con un'identità ben precisa, anche caratteriale. L'abbiamo studiata nei minimi dettagli, dobbiamo essere bravi come contro il Foggia, per questo ho detto di concentrarsi subito alla partita con la Gavese, a capire il piano gara della Gavese che abbiamo preparato e farlo nel migliore dei modi, con la massima concentrazione, la massima attenzione, dove l'approccio e l'atteggiamento saranno determinanti. Stessa formazione di domenica scorsa, nel 3-4-2-1 Dini in porta, difesa con Di Gennaro centrale, Ierardi e Celli ai lati, Aloi e Corbari interni di centrocampo, Casasola e Donnarumma esterni, trequartisti Jimenez e Cicciarelli, Conforte in attacco, maggiore minutaggio per D'Ausilio. Dopo Caturano ha atteso Simone Leonardi dalla Sampdoria a titolo definitivo. Per la giovane punta catanese contratto pluriennale e prestito alla Ternana. Per il centrocampo trattativa ancora aperta con la Juve Stabia per un possibile scambio tra Buglio e Guaini. Il recupero del capitano Di Tacchio consegnerà al reparto un altro elemento di sicuro affidamento, richiesto dal Cerignola Allegretto, che potrebbe essere sostituito da Miceli, capitano del Monopoli. Oggi, dopo il TG, ritorna Preview condotto da Marco Carli. Le ultime di mercato in vista della chiusura di lunedì. Non mancherà anche l'analisi tattica sul Catania e sulla Cavese, prossimo avversario. Spazio, come sempre, alle vostre domande e ai contenuti social. Preview dunque in onda dopo il nostro telegiornale. Io mi fermo qui, la prossima edizione è alle 19. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon pomeriggio.